Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo a Suzuka Fioi e terza pole position della carriera comendiana, seconda di quest'anno ragazzi, non sotto la pioggia però come adesso che è prevista pioggia, ma con il sole, ha fatto un miracolo ragazzi, perché sapete che Suzuka non è una gara favorevole, l'anno scorso anche ho preso, cioè mi sono ritirato, quindi ecco, non è per niente una gara favorevole. E se vediamo con la pioggia, che teoricamente con la pioggia sono avvantaggiato, parto addirittura in pole, ho un'occasione d'oro di vincere la seconda gara consecutiva ragazzi, siamo in una buona forma e ci saranno anche un po' bene, perché ripeto è stata una pole veramente fortunata, onestamente non mi è andato tutto bene, ho fatto il giro perfetto, ogni tanto capita anche alcune. Andiamo. Beh ragazzi, andiamo, portiamo a casa, sarebbe bello vincere 2 di fila, finire bene il mondiale per andare in Ferrari, che è quello il sogno, partenza non meravigliosa, però Gigione Hamilton già mi supera. Attenzione a non fare il rischio come Prost e Senna. Devo lasciarlo superare. Mamma mia ragazzi. Però con la pioggia è il cume che comanda. Qua ho avuto proprio paura ragazzi. Non volevo rischiare perché l'indice Nasdaq deve rimanere alto, Fioi, dopo la grande vittoria malesiana. Speriamo di non avere sfortune, incidenti, robe. Almeno il podio lo voglio chiaramente. Noi o vinciamo o siamo fuori. Mamma mia, è incredibile. Subito lungo, subito errori per il Cume. È dura con la pioggia ragazzi, è molto dura, le Mercedes sembrano avere il pallino oggi. No, mamma mia. Abbiamo perso 2 posizioni dalla partenza, porca di quella vacca. Qualifiche con il sole, pole position incredibile, Fioi, soddisfazione grandissima. Però vediamo se l'indice Nasdaq colpisce al contrario stavolta dopo la grande prestazione, la battuta d'arresto. Speriamo di no, raga. Attenzione, prova a sorpasso il Cume su Nicolino. Ciao Nico. Grandissimo Cume, buon sorpasso che non posso prenderla in pieno con la pioggia. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Gigi Hamilton è al comando. Il piccolo Gigi. Fastest lap di Hamilton. Mamma mia come gira Gigi. Mamma come gira Gigi. Mamma come sta girando Gigi. Ci faccio un altro giro con mescola grassa. Poi devo andare di standard perché abbiamo 0,70 di carburante. No good al secondo giro. Ho 27 giri da incubo. Ce ne stiamo un po' andando da Nicolino per fortuna. Quanto si rischia però ragazzi, quanto si rischia. Fucsia per il Cume. Però Hamilton gira da fenomeno, Se Gigi gira così so cazzi. Dai raga, dai. Dai Comendino. Niente, Gigi è un passo per il momento irraggiungibile, sono con Michela Grassa. E non sto neanche girando male comunque, almeno i miei migliori settori sono. Ho dei momenti dove ho dei settori dove vado meglio, altri peggio. Fastest di Gigi, fastest del Cume. Ma non basta. Ma non basta, prendo le bombe.
con questa pioggia leggera che però è veramente fastidiosa. Siamo a 0,43 di benzina, no good, no good. Occhio come Rosberg non ha un passo incredibile, ma Hamilton, porca vacca. Stellare. Qua è errore del Cume. Sto cercando di tirare per recuperare e la macchina sbanda prepotentemente. Siamo tutti là comunque, Era una gara molto aperta. Ho recuperato qualcosa forse. Ma Gigi è fenomenale. Super Gigi, signori. Super Gigi Hamilton. Non ho mai visto un Gigione così, con una faccia da stronzo così. Dai, porca puttana. È vero che è una McLaren, però sotto la pioggia il Cume fa sempre prestazioni incredibili. Per carità, siamo secondi e va bene, però non riesco a prenderla in pieno con la pioggia. Ok, sì, oggi piove e basta. Qui a Suzuka, gara storica della Formula 1. Ancora giro record, grande Cume, non va. Mamma mia ragazzi, sto cercando di fare giri record, o comunque buoni giri. Mi sto allungando la sosta di tantissimo. Però adesso Hamilton c'è, ragazzi. Adesso Gigi c'è. Per fare una sosta, per fare 2 soste solo, ma comunque non ce la posso fare. Per poco devo andare, se no rischio anche la foratura. E con la foratura so cazzi. Fastest lap di Sebastian. Fastest di Sebastian, che stanno tentando di recuperare sul Cume. Siamo primi, ma vediamo cosa mi dà il computerino. Che usciamo secondi secondo lui. Sarebbe come, insomma, come era la nostra posizione di partenza. Sì, entro adesso. Relax, come relax. Vai Cume, spacca tutto Cume, spacca tutto. Spacca tutto Cumendino. Vai piccolo Cume. Siamo fuori da... Ai. Miscela standard. Anzi, mettiamo un attimo miscela magra. Dobbiamo dimagrire, ragazzi. Bisogna dimagrire con la miscelona magra. Adesso vado ai box. E vediamo se riesco veramente a uscire in second place, in inglese purissimo. No! Mamma mia che entrata al limite. Ok. Vediamo un po'. No, neanche secondi non usciamo, secondo me. Si supera Gigi, rischiamo di uscire quarti forse. No, forse no. Ok, Gigi in fuga. Gigi ragazzi sta veramente dominando Gigi. Attenzione, Rosby fa un giro incredibile. Sì, perdiamo one position, please. Proprio il classico please cumendiano. Una posizione persa, devo ritentare un attimo a grassa, devo rischiare tutto. Non me l'aspettavo. Adesso le gomme nuove però. Loro hanno 3-4 giri in più. Non ci voglio credere. Se esce la safety car posso fare una sosta in meno, Io sicuro, gli altri non lo so, io sicuro però. Dai Cumendino, abbiamo Vettel al quarto posto, almeno al podio lo voglio raggiungere, dopo la vittoria di Male. Mamma mia che rischio. Yes. Torniamo secondi, grande Cume.
Adesso devo cambiare anche la miscela, però il miscelotto devo cambiare. Miscela standard. Me la sono ripresa subito. Il Cume se l'è ripresa da fenomeno. Hamilton però se n'è andato purtroppo. Mamma mia, stiamo rischiando tantissimo con il carburante. Considerando lo stato delle gomme, ci aspettiamo che Hamilton rientri ai box nei prossimi 5 giri. Incredibile, ha consumato tanto Hamilton per rimanere davanti, però ha consumato tanto il porco per rimanere davanti. E io godo. E il Cume gode. Ragazzi, adesso pit stop, il primo posto chiaramente è andato, speriamo di tenere il secondo. Comunque gara tranquillissima finora, pazzesco, nessun ritiro, nessuna safety car, né virtual safety car, nulla di nulla. Solo tranquillità e pioggia. Ok, il carburante l'ho rimesso a posto perché ero veramente messo male, ragazzi. Adesso le gomme parecchio più nuove rispetto agli altri, però. Ok. Box, box, box. Gara tranquilla su Suzuka. Ok, Hamilton ci supera tranquillamente. Però teoricamente Rosberg no. Strategia perfetta per il secondo posto. Very, very godo. Yes. Fantastic job, Kume. Fantastic. E adesso andiamo a prenderci almeno a prendere il secondo posto. Salve, un ritiro di Gigi. Beh, penso se arriva il ritiro di Gigi, fiori. Vogliamo un ritiro, 21 macchine, Gigi. Gigi fuori, fiori. Il come vuole la Ferrari, si sta starando il massimo, ragazzi. 1,50 e 100, il fastest. E si gode. Mamma mia, ho sentito Hamilton, ho detto no, fiori, l'ho tirata a Gigione. Gigione vuole il mondiale, ragazzi. La prova di Rosberg dell'anno scorso nella carriera cumendiana. Va più che bene il secondo posto, ragazzi. Più che bene. Pioggia continua, è costante. Pioggia, mamma mia. Cazzo, mamma mia. Per il momento non sentivo proprio più la macchina, fioi. Molto bene. Molto. 21, un ritiro a fatalità. Gigi. Gigi ritiro, no? Sainz. Vaffanculo. Ritiro per Sainz. Ho chiamato comunque i ritiri, incredibile. Safety car in pista, pazzesco, signori. Incredibile, incredibile. Ho ancora una chance di vincere questa gara. No, fioi. Le carriere cumendiane sono queste. Io non so che dire, fioi. Non so che minchia dire in italiano puro. Ok. Superata la safety car. Adesso anche le gomme sicuramente più nuove rispetto agli avversari. L'occasione è ghiotta, signori. Ho l'occasione della vita di vincere per la prima volta 2 gare consecutive. Grazie Sainz. Ecco Gigione. Ecco Gigi. Ecco Gigi. Che occasione che ho, fioi. Ho un'occasione unica. 2 giri, secondo me entra adesso la safety car. Sì. Mamma mia che occasione, raga. Devo approfittare in maniera scandalosa. Posso vincere una gara incredibile persa perché
Dai che ho le gomme migliori. Alcune informazioni su Vettel. La sua vettura ha un problema ed è Problema per Vettel che è quarto, benissimo. Problema per Seb. il distacco dal tuo compagno è 28,8 secondi. E adesso devo arrivare assolutamente primo, ce la posso fare, devo stare attento però. No. Mamma mia, 2 giri da infarto, fio sotto il diluvio da Suzuka. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Non devo farlo scappare via. Mamma, un altro finale al cardio. Palma, dai, 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 dai. No, sono teso, ragazzi, sono un po' teso, di poco. Come no, sti errori però. Qua Gigi dimostra di essere un campione. Grande Gigi, signori. Final lap Comendiano. Voglio il mitico final, voglio il mitico final. No, brutto errore. Ah. Brutto errore, brutto errore. Hamilton non si è fatto niente, mi sono rotto l'alettone, vaffanculo, troppa foga. Ci ho provato ragazzi, ma ho esagerato. Basta, è andato. Cerco di fare un capolavoro assoluto adesso. Non la tengo più. Non la tengo più come prima chiaramente, ma perché? Perché un giro di tempo. Ma va a cagare, va, ingegnere di merda che... Non la tengo più. Non la tengo più, adesso rischio anche. Rischio anche il secondo posto, pazzesco. Potevo giocarmela meglio, ho sbagliato, cazzi miei. Ma va, guarda che errore che ho fatto. La prima curva dell'ultimo giro. Eravamo attaccati. Un po' di amaro, anche se comunque va bene il secondo posto. Mamma mia. Salvata per miracolo, la macchina non la tengo più. No, no, la senti sotto la pioggia, senti ancora di più. Ma vaffanculo, vaffanculo. Va bene, dai, attenzione. Ci prova Rosberg. Mamma mia, guarda dove mi devo buttare. Pazzesco. Ci prova tipo Prost e Senna. Me la riprendo. Me la riprendo all'ultimo. Tutti gli errori dell'ultimo giro, incredibile. Va bene, secondo posto, però vaffanculo. Ottimo appoggio per Veneziano. Ma nell'ultimo giro è un po' sciagurato. Buono, però punti pesanti questi. Ecco Gigi, Veneziano e Nicolino Rosberg. Complimenti, complimenti, complimenti. Eccolo qua, festeggia Gigione. E adesso champagne. L'obiettivo è rimanere terzi nel mondiale, possiamo farcela. I punti ci sono 20 punti di vantaggio. Bravo Kuma. Nella costruttori siamo terzi. Possiamo. No, beh, secondi la vedo un po' dura. Raga, un saluto al comandante veneziano. Il Cume c'è. Ciao.